a Giorgia, grazie a Matteo, grazie ad Antonio Tajani, grazie a Maurizio Lupi, grazie ad Antonio De Poli, grazie a Fabrizio Comencini, grazie di cuore a tutti voi e un grazie speciale a Luca Zaia per aver magistralmente condotto questa regione per 15 anni. Sono felice che oggi chiudiamo la campagna elettorale nel giorno della firma delle preintese, un segnale importante per un processo, quello dell'autonomia, che è iniziata in Veneto e continuerà nei prossimi anni a dare gli effetti che tutti i veneti aspettano. E sono orgoglioso che proprio oggi chiudiamo la nostra campagna elettorale con i leader di centrodestra. Abbiamo fatto più di 350 appuntamenti, abbiamo girato palmo a palmo tutto il territorio della regione del Veneto, ma soprattutto c'è entusiasmo, c'è un'energia che ogni giorno è sempre più forte, è sempre più accesa, è sempre più fiera, è l'energia dell'entusiasmo dei veneti che hanno voglia di guardare al futuro. Abbiamo iniziato questa campagna elettorale con uno stile chiaro e preciso. Ho detto come prima cosa che non avrei mai risposto a nessun attacco, a nessuna polemica e a nessuna provocazione. Ne sono arrivate tante, ma non troverete e non trovate nessuna dichiarazione contro un mio avversario e continuerò. Questo sarà lo stesso stile che, qualora i veneti daranno la fiducia a questa coalizione, terrò da Presidente della Regione del Veneto. Guarderemo ai risultati, le polemiche, gli attacchi strumentali le lasciamo a chi ha voglia di farle. Altri hanno passato questa campagna elettorale a parlare solo di noi, a denigrare, ad attaccare, a organizzare odio nei social network. Noi abbiamo preferito fare altro, fare quello che la politica deve fare, proporre idee e programmi per il Veneto. E l'abbiamo fatto con coraggio, l'abbiamo fatto tenendo in considerazione una cosa importante, che da 15 anni la storia ha affidato a noi del centrodestra in Veneto un compito fondamentale: governare. E governeremo insieme con una coalizione unita, una coalizione compatta, una coalizione che porterà a casa i risultati con cui ci siamo presentati nel nostro programma elettorale in questa grande campagna elettorale. Abbiamo proposto temi ed idee, abbiamo parlato di lavoro, di impresa, di emergenza casa, abbiamo parlato di giovani, di sociale, di sanità, e l'abbiamo fatto anche considerando una cosa importante: che non esistono temi di proprietà di qualcuno, che non esiste una presunzione di avere la verità in tasca che non si infranga contro la qualità delle idee del centrodestra. E di questo dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo posto al centro, al primo posto, i temi del sociale e della sanità, ma l'abbiamo fatto a modo nostro, perché per noi sociale non è immigrazione e assistenzialismo. Per noi sociale è cura delle fragilità, è attenzione agli anziani, è ripensare a dei modelli per una società che sarà sempre più longeva, a un'urbanistica sostenibile, a residenze per anziani che non siano dei punti esterni ad un comune, ma siano parte integrante di quella comunità, all'interno delle quali si svolgano politiche di invecchiamento attivo. Abbiamo pensato ad un sociale che si occupi dei servizi della prima infanzia e dei servizi educativi, straordinari strumenti a supporto della natalità.
Abbiamo pensato ad un sociale vicino alla gente, sempre più territoriale, continuando il grande lavoro dell'amministrazione Zaia. Abbiamo studiato dei modelli capaci di affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione, che è un tema che dobbiamo affrontare con coraggio, pensando a dei modelli assistenziali che guardino al futuro e che sappiano affrontare questa sfida e questo trend demografico. Ma oltre a questo abbiamo pensato ad un altro grande tema sociale, il tema della casa. E allora a tal proposito abbiamo lanciato un piano casa che tenga conto delle esigenze di tanti giovani che oggi a 25-26 anni non possono permettersi una casa e non possono permettersi un affitto a prezzi ragionevoli. Mentre loro attaccano, noi abbiamo proposto idee concrete e continueremo a farlo. Abbiamo parlato anche di ambiente e non l'abbiamo fatto in maniera ideologica, perché per noi l'ambiente non è solo blocchi del traffico, non sono le follie green europee. Per noi ambiente è rigenerazione urbana, è riqualificazione di aree degradate, è recupero di aree dismesse spesso oggetto di degrado. Abbiamo proposto l'aumento dei punteggi per gli enti locali che fanno rigenerazione urbana e gli investimenti nell'economia circolare. Abbiamo parlato di imprese, l'asse portante dello sviluppo economico del nostro territorio, oltre 418.000 imprenditori che ogni giorno rischiano, che ogni giorno innovano e che ogni giorno contribuiscono al progresso imprenditoriale del nostro territorio. Abbiamo parlato di agricoltura, oltre 10 miliardi di export agroalimentare solo dal Veneto, ci deve far capire l'importanza di un asset strategico che dobbiamo difendere e tutelare anche contro chi in Veneto in campagna elettorale viene a difendere gli agricoltori quando in Europa vota il taglio della PAC del 20% e il fondo unico che sta mettendo in crisi l'impresa agricola del nostro territorio. Abbiamo parlato di infrastrutture con l'idea della holding autostradale, abbiamo parlato di lavoro, oltre 280.000 lavoratori qualificati mancheranno in Veneto entro il 2030, un dato allarmante, ma la risposta a questo dato non può essere l'immigrazione. La risposta a questo dato deve essere una costante integrazione degli istituti di formazione professionale e gli istituti di formazione tecnica con il mondo delle imprese. Solo così si potrà dare risposta alla necessità di manodopera qualificata, di giovani veneti orgogliosi di appartenere a questa terra. Non possiamo continuare a pensare che i giovani debbano prendere una laurea a tutti i costi. Io sono totalmente contrario rispetto a questa idea. Credo che un giovane che contribuisce al progresso imprenditoriale e lavorativo del proprio territorio sia un giovane affermato e che meriti di essere valorizzato, soprattutto perché contribuisce a quello che è lo sviluppo economico di questa terra e di questo straordinario Veneto. Ma abbiamo parlato anche di giovani che non sono solo membri di baby gang, che non sono solo dei perditempo da manifestazioni in piazza quando qualche realtà politica di sinistra magari li chiama a protestare. Sono giovani straordinari, giovani che si prendono cura di un familiare, giovani che aprono un'impresa, giovani che si adoperano nel mondo del lavoro. Ci sono storie di giovani straordinari in Veneto e l'abbiamo chiamata così, Generazione Veneto, una generazione che ha tanto da dare a questa terra e che vuole continuare a dare tanto al Veneto e ai veneti. Questi ragazzi, questa straordinaria generazione deve essere difesa, deve essere tutelata e soprattutto dobbiamo dare loro la prospettiva di un futuro. Per questo abbiamo lanciato l'idea dell'integrazione delle scuole professionali e delle scuole tecniche, un campus permanente che metta in relazione il mondo dell'università con il mondo delle imprese innovative per poter trattenere i migliori talenti
di questo territorio e soprattutto dobbiamo dare loro l'orgoglio di essere originali. Riprendendo le parole di San Carlo Acutis, dobbiamo continuare a permettere ai nostri ragazzi di non morire fotocopie, ma di essere orgogliosamente originali. Abbiamo parlato per primi anche di disagio giovanile, l'abbiamo fatto prima noi e l'abbiamo fatto orgogliosamente perché è un tema che va affrontato con coraggio e con proposte concrete. I giovani devono uscire dai modelli sbagliati dei social network e da alcuni modelli che trovano online che non fanno l'interesse della loro generazione. Devono riscoprire il senso di comunità anche tramite la valorizzazione dell'associazionismo locale e del senso di comunità che i nostri comuni e i nostri municipi sanno offrire nel nostro territorio. Abbiamo parlato anche e soprattutto di autonomia e di federalismo fiscale, una sfida che ci vede tutti uniti nella strada del decentramento amministrativo, nella strada dell'avvicinamento del decisore politico ai territori, perché diciamo una cosa molto semplice, che più si avvicina il decisore politico ai territori, migliori saranno le politiche attive che quel determinato decisore politico saprà porre in essere per quel territorio, perché lo conosce via per via, quartiere per quartiere, esigenza per esigenza. Questa è la sfida della responsabilità e al centrodestra in Veneto la responsabilità non fa paura. Vogliamo mostrare, come abbiamo fatto in questa campagna elettorale, ma soprattutto lo vogliamo fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, la bellezza della condivisione, del senso di comunità, della lealtà, anche all'interno della coalizione, del rispetto di tutti, anche degli avversari, anche quando ci attaccano, anche quando polemizzano, perché questo significa essere liberali davvero. E qualcuno così magari il rispetto lo impara. La politica non è solo numeri, non è solo calcolo, è anche e soprattutto valori. E sono orgoglioso che questa coalizione possa esprimere valori in carne ed ossa e possa esprimere candidati capaci di essere esempi di valori in politica e nella vita. Questo è quello che noi dobbiamo costruire, questo è quello per cui noi dobbiamo lavorare una volta che i cittadini ci daranno la responsabilità di guidare questa regione. Abbiamo davanti a noi una sfida importante. Io sono convinto che nonostante attacchi, nonostante polemiche, ci sia una grande maggioranza, una maggioranza magari più silenziosa, una maggioranza laboriosa che come ci ricordava Giorgio Lago, laboriosa e che ha a cuore l'onestà di questa terra straordinaria. Credo che questa maggioranza darà un segnale forte il 23 e il 24 novembre. Ma abbiamo gli ultimi 100 metri da correre e abbiamo davanti ancora delle sfide fondamentali. Ma noi siamo figli da veneti, siamo figli di una terra straordinaria che ha saputo fare del mare un grande vantaggio, che ha saputo rendere terreni incolti, terreni fertili, che ha saputo garantire, grazie alla sua laboriosità e al suo lavoro, il miracolo del Nord-Est. Siamo figli di questa straordinaria storia. E allora, orgogliosi di questa storia, orgogliosi della nostra identità, davanti alle sfide demografiche e digitali che abbiamo, alle sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni, dobbiamo pensare di trasformare queste sfide in grandi opportunità per il Veneto e per i veneti. C'è bisogno
di fare gli ultimi metri insieme, gli ultimi 100 metri insieme, e questi ultimi 100 metri insieme li voglio fare insieme a tutti voi. E allora, viva il Veneto, via per via, quartiere per quartiere, con umiltà, con determinazione, con coraggio, andiamo a vincere queste elezioni regionali.